secondo te l'esultanza di Verona è stata esagerata, Cuto? Ma onestamente non capisco questo problema che c'è con Verona, cioè io non c'ho niente contro Verona, quella sera lì c'avevo tra l'altro l'otite e mi faceva male le orecchie, infatti se te vedi, guarda, ci sono le immagini che mi tegno le orecchie, no? Poi a lui ci dico, parla piano per piacere che ho mal di orecchie, no? C'avevo un galè verruche e mi continuavo a saltare dal male era, guarda, continuo a saltare dal male per le verruche. Dopo, vabbè, ho fatto un po' di stretching, vedi, un po' di stretching, qua perché ci vuole sempre, e qua mi scappava da sputare, ho sputato per terra, ecco così. Sì, anche la polemica con Mandorlini, mi non c'ho mica niente con Mandorlini, quella sera lì non ci siamo diti niente. Avevi un che ha sprizzato insieme? Sì, ma no, ma io con l'uovo anche sprizzato, cioè, un gingeringol bianco, una spuma bianca, insomma, cioè non c'è mica niente, ma anche le immagini, se le guardi bene, si capisce che non dico niente di male, ecco. Ecco, guarda, che dico, uno, stai buono che pago me, uno solo, un sprizzato, uno, mandolino un sprizzato solo, pago me, vedete che dico, pago me dopo, non sta a preoccuparti, uno. Ecco, quindi, insomma, voglio dire, devo che un taglio, dai, giù, anche perché non è mica una bella roba e sta fraintesi, ecco, io Verona vi voglio bene, tra l'altro vengo spesso, vengo sul lago, così a fangire, a mangiare la pasticciata di cavallo, a mangiare la peperato, a mangiare la sbriciolona con l'orecchiotto, insomma, mi piace Verona, forza Verona e viva Verona. Ciao vezzo, sono Barda. Oh, va su www.sitobifido.it che è una promozione da fuoco, vezzo. Parchi mai al Monte Molin, che in un mazzo l'accendin. Oh, bottor la Marisole parto in tromba. Musica zodo!